Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento oggi dedicato allo scandalo esploso all'ASP di Trapani. Tutto è cominciato con il caso di una donna che ha atteso per ben 8 mesi l'esito della sua biopsia, un insegnante di Mazara del Vallo che scopre di avere un tumore al 4º stadio dopo 8 mesi. Ma non è un caso isolato, salta fuori che sono 3.308 i referti inevasi dall'ASP di Trapani. Sono soprattutto referti istologici, ovvero quei campioni di tessuto utilizzati per verificare l'eventuale presenza di tumori, quindi capite la delicatezza di questi esami. Come possiamo vedere nella grafica che abbiamo preparato, di questi 3.300 e qualcuno in più, ben 160, 170, circa il 5% sono risultati positivi. Si tratta di 160 persone che hanno delle patologie gravi e che hanno dovuto aspettare mesi prima di conoscere la propria diagnosi e iniziare quindi le cure. Sullo scandalo esploso all'ASP di Trapani c'è una relazione stilata dagli ispettori regionali, sintetizzata in 7 contestazioni, la vedremo tra poco, ma c'è anche un'ispezione degli ispettori del Ministero della Regione che proprio stamattina sono arrivati all'ASP di Trapani e avranno tempo fino a domani per colmare e capire, spiegare le lacune di questo blackout. Intanto il manager dell'ASP è sulla graticola, Ferdinando Croce, ma quello che si cerca di capire adesso è di chi è la responsabilità. Ne parliamo con i nostri ospiti. In collegamento abbiamo Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. Benvenuto. Buongiorno a voi e ai telespettatori. E in collegamento da Trapani Tommaso Macaddino, segretario della UIL di Trapani. Benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, Giorgio Mulè, partiamo da lei perché è stato il primo a sollevare il caso con un'interrogazione parlamentare che riferiva appunto del caso di Maria Cristina Gallo, questa insegnante che ha atteso ben 8 mesi e a quanto pare abbiamo visto, non è l'unico caso, ma ci sono anche casi addirittura più gravi, più lunghi. Dunque sì, tutta questa storia nasce non solo dal caso di Maria Cristina Gallo, ma da altri casi che riguardavano l'isola di Pantelleria. Viene presentata questa interrogazione a risposta immediata a metà gennaio per avere contezza di quanti fossero questi referti inevasi, ma soprattutto di capire perché si aspettavano anche 8 mesi. A questa prima interrogazione il Ministero, sulla base di ciò che Trapani comunica, risponde che a causa di una grave carenza di medici Trapani non riusciva a evadere e aveva attivato delle convenzioni esterne e assicurava che nel più breve tempo possibile e sostanzialmente entro la fine di gennaio avrebbe esaurito i referti passati. Per questo motivo, avendo io poi ricevuto altre segnalazioni, dopo meno di un mese, quindi metà febbraio, torno alla carica e si richiede a che punto siamo. Trapani risponde che siamo a un ottimo punto e che rimaneva una parte residuale di referti da evadere che sarebbe finito tutto entro il mese di febbraio. Il 4 di marzo la Regione avvia, sulla base di pressioni abbastanza insistenti del sottoscritto, un'ispezione a Trapani. Il 4 marzo l'ASL di Trapani, l'ASP di Trapani comunica che sono 244 i casi ancora da evadere. Quindi sottostimando la mole di questi referti. È peggio, perché il giorno dopo, il 5 marzo, viene fuori il numero che lei ha dato, cioè i 3.308, di cui 1.900 che riguardavano il 2025 e 1.400 del periodo passato, cioè del 24. E lì si è scoperchiato il vaso di Pandora, per cui adesso, dopo che io avevo sollecitato già a gennaio il Ministero della Salute a mandare l'ispezione, oggi arrivano le ispezioni. Ma perché? Perché Trapani ha raccontato bugie. È inutile nascondersi dietro un dito, bisogna avere il coraggio di dire la verità, perché di mezzo c'è la vita delle persone e su questo non è consentito a nessuno né di occultare la verità né di dire bugie, e purtroppo Trapani ha mentito e ci siamo ridotti allo scandalo che adesso oggi stiamo raccontando. Oggi c'è la notizia della signora di Marsala, 273 giorni. Quindi addirittura 9 mesi. 9 mesi per scoprire che ha dei tumori in metastasi con una fotografia che risale, ripeto, a 9 mesi fa.
E se la signora cominciasse oggi le cure, sarebbero cure che risalgono a 9 mesi fa, chissà nel frattempo cosa è accaduto. E allora, a fronte di tutto questo, ripeto, parliamo di 170 casi di tumore, eccetera, non vi è giustificazione, c'è soltanto la presa d'atto di un sistema che ha fallito e le cose vanno chiamate con il loro nome. Allora, Giorgio Mulè, torniamo da te tra un attimo, poi so che ci devi lasciare, ma voglio chiedere a Tommaso Macardino della UIL di Trapani, che insieme alle altre sigle sindacali voi avete chiesto un incontro ai vertici per chiedere appunto controragione di quello che era successo. Siete stati ricevuti da Ferdinando Croce? Ancora non abbiamo notizia di alcuna convocazione, però mi consenta di fare una premessa prima di iniziare anche dare la risposta sul perché abbiamo chiesto questo incontro. Volevo salutare e ringraziare l'onorevole Giorgio Mulè per quello che ha fatto e per certi versi mi consenta di dire, onorevole, che in qualche modo ha riconciliato la politica con le persone e i cittadini, perché quello che ha fatto lei in questi giorni e continua a fare in questi giorni è vera politica, è una vera risposta alle persone, ai loro bisogni, quindi la ringrazio a nome mio e dell'organizzazione che rappresento. Detto questo, presso l'ASP di Trapani nel 2021 abbiamo costituito insieme ai vertici di allora un tavolo per la salute che serviva insieme alle organizzazioni sindacali e quindi per le persone che rappresentiamo a disquisire tutte quelle che erano le problematiche dell'interno dell'ASP. Macardino, sappiamo però che i tavoli lasciano il tempo che trovano, poi questa formula dei tavoli a volte non porta a niente. Io quello che le chiedo è questo: si punta il dito, è colpa dei medici che non hanno voglia di lavorare come è stato detto, che facevano molto al di sotto del carico di lavoro previsto dalla media nazionale, si parla di una media di 2.500 referti l'anno, mentre i medici, che erano comunque meno dell'organico di quelli previsti in pianta organica, ne facevano un massimo di 700, da 200 a 700. Ecco, colpa dei medici o colpa dei vertici dell'ASP? Guardi, la sento male, comunque ho capito il senso della domanda. Chi deve accertare questo lo accerterà e ci consegnerà il risultato dei risultati di quello che hanno fatto. È chiaro che chi sbaglia deve pagare, deve rendere conto ai cittadini e a se stesso per quello che ha commesso. Quindi oggi non devo essere io a dire di chi è la colpa, ci sono degli ispettori, quelli regionali, stanno intervenendo quelli nazionali, la magistratura di Marsala e di Palermo stanno facendo il loro lavoro ed è chiaro che da questi controlli, da questo percorso uscirà fuori chi ha sbagliato e chi invece non ha sbagliato. Allora voglio tornare dall'onorevole, sì, ora ci siamo, però torno dall'onorevole Mulè perché poi ci deve lasciare, per guardare insieme questa grafica che abbiamo preparato e che sintetizza le 7 contestazioni degli ispettori regionali in questo caso, perché quelli del Ministero sono appena arrivati. Vediamo insieme alcuni punti: nomina in ritardo del direttore sanitario, mancato coinvolgimento del responsabile del rischio clinico, carenza di anatomopatologi, cioè i medici che proprio analizzano i vetrini, carico di lavoro inferiori, l'abbiamo detto, rispetto al target nazionale, mancanza di linee guida, ritardo nella centralizzazione del servizio, organizzazione interna non ottimizzata. Il manager dell'ASP non ha parlato con i giornalisti, dice parleranno le carte, perché le carte secondo lui danno conto invece di quanto lui abbia fatto presente tutte queste disorganizzazioni e tutti, sia lui sia l'ex manager, abbiano tentato in qualche modo di mettere una pezza. Allora guardi, sulle singole contestazioni, su quei 7 peccati capitali si pronuncerà chi è giusto che si debba pronunciare. Io dico questo: la mancanza dei medici. Ringrazio il dottor Macardino delle parole. Allora, Trapani lamenta sull'anatomopatologia di avere 3 medici rispetto ai 9 previsti in pianta organica e di avere fatto dei bandi inevasi. Bene, ma se c'è una cronica mancanza di medici e se c'è già quei 3.000 referti in ritardo, qualcuno mi spiegherà perché a gennaio e febbraio del 2025, cioè ora, l'ASP di Trapani fa 2 convenzioni con quella di Caltanissette ad Agrigento per refertare circa 40.000, ripeto 40.000 esami legati al papillomavirus e al cervicocarcinoma,
Cioè, se non hai i medici a gennaio e febbraio tanto che denunci la grave carenza, come fai tu, ASP di Trapani, ad attivare 2 convenzioni assicurando decine di migliaia di altri esami sempre legati all'anatomopatologia? Allora, come vede, in questa storia, ahimè, non l'abbiamo ancora raccontata tutta, purtroppo la dobbiamo ancora raccontare e andare fino in fondo, tenendo a mente che a Trapani c'è sicuramente un capitale umano fatto da infermieri, paramedici, medici, che è sicuramente di eccellenza. Il problema è metterli nelle condizioni di lavorare, e laddove ci sono le carenze o le gravi carenze, un bravo manager non si limita a mandare una PEC all'assessorato. Se non ha risposte, visto quel carico che è stato nascosto peraltro, più o meno si incatena davanti all'assessorato fino a quando non ottiene le risposte che deve dare ai cittadini. Io sbaglierò a ragionare, ma ahimè nella vita io così faccio: se non ho la risposta che ho, insisto fino a quando questa risposta arriva. Allora, che ci sia stata la sottovalutazione tragica di questo caso lo dimostrano le metastasi della signora Gallo, le metastasi della signora Di Marsala, l'infermiere che è morta a Salemi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, da tutto ciò, la buona politica a cui anche Macaddino faceva riferimento dovrebbe fare solo una cosa: prendere atto e porre tutto ciò che è necessario perché questo non si ripeta. E se questo passa dalle dimissioni o dalla sostituzione di alcuni manager, posso dirlo in maniera poco pulita, chi se ne frega. Quello che a me importa è che da domani gli esami istologici a Trapani debbano essere consegnati entro 10, massimo 20 giorni, come è giusto che sia. Poi la politica ha la responsabilità di fare in modo che ciò accada senza fare sconti a nessuno. Allora, ringraziamo Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. Fra l'altro so che lei conosce personalmente anche la signora Gallo e quindi speriamo anche in una guarigione il più veloce possibile. Le mandiamo anche tutti. Sta lottando come una leonessa e speriamo. Però ripeto, è un quarto stadio assai complicato, ma lei lotta davvero come leonessa e speriamo che ce la faccia. Allora, tanti auguri anche da parte nostra, salutiamo Giorgio Mulè. Intanto, proprio in continuazione con quello che stavamo dicendo, ricordiamo che l'arretrato in realtà è stato azzerato con questa azione tempestiva, anzi non tempestiva, insomma, che per correre ai ripari da parte della Regione. Sentiamo dunque l'intervento che abbiamo registrato qualche giorno fa del Presidente della Regione Schifani e poi vi presento l'altro ospite che ci ha raggiunto. Sentiamolo. Il problema di Trapani mi sta creando non pochi problemi, grandissimi problemi. Io mi sento di volermi nella qualità di scusarmi nei confronti di quei familiari, quelle persone che in questi momenti stanno ricevendo i referti positivi purtroppo sulle loro patologie. Lo faccio nella qualità, non ho responsabilità dirette, ma in politica è giusto che ciascuno abbia il coraggio di riconoscere errori altrui, errori commessi per i quali naturalmente saremo estremamente rigorosi. La percentuale di dati vettrini positivi è il 5% di quelli tutti refertati, quindi andiamo sui 160-170 casi positivi. Si stanno raggiungendo in queste ore le famiglie per informarle di questi esiti in maniera tale che si accelerino immediatamente i processi di terapia naturalmente. Se siamo arrivati a questo, magari forse i 7 punti, se si fossero messi in atto prima, non staremmo qui a disquisire di questo tristissimo episodio che sta toccando le coscienze non soltanto dei siciliani ma di tutti gli italiani. Io sono solidale, ripeto, con tutti i familiari, anche con quelli che magari in questo momento non riceveranno un esito sereno della loro terapia, però fatti del genere non possono più verificarsi in Sicilia e io credo non si sono mai verificati nemmeno nel paese. Non possiamo consentirlo, né lo consentiremo. E queste le parole del Presidente Schifani. Nino Oddo, vice segretario nazionale del Partito Socialista, qui non è però in veste di politico ma in quello di paziente oncologico. Buongiorno. Che ha vissuto questa trafila. Allora lei le accetta le scuse di Schifani? Bisogna, in quella che ho chiamato la terra del Gattopardo, cercare di cambiare qualcosa, perché la mia grande paura, anche da politico, mi consenta, io sono stato componente della Commissione Sanità all'Ars, ho fatto il parlamentare, ecco, la mia grande paura è che non cambia niente.
cambi tutto per non cambiare niente. Cioè, ci dice in sintesi la sua storia. Anche lei dunque ha avuto una diagnosi e poi dopo quanto tempo ha ricevuto il referto? Io il referto della mia biopsia l'ho ricevuta dopo 6 mesi in sostanza. Questi giorni insomma. Io sono uno dei 3.000 sono fra coloro a cui è andata bene. Io avevo sportato un tumore al nord, ero andato al nord, poi i passaggi successivi, perché malati oncologici si rimane per tutta la vita, è evidente. Ero tornato giù per fare successivi passaggi, tutta una serie di controlli in altre parti del corpo in sostanza. Al colon mi avevano riscontrato alcuni tessuti sospetti e quindi evidentemente ero in ansia. Ora io dico lei l'ha ricevuto proprio in questi giorni il referto grazie a questa accelerazione improvvisa impressa dalla regione. Quello che io osservo è che in questa vicenda, a mio parere, c'è un concorso di responsabilità. Nel senso, il problema non è trovare un capro espiatorio o una sola testa. Qui c'è stata una sottovalutazione del problema sia a Trapani ma anche a Palermo. E io concordo parzialmente con quello che dice l'onorevole Mulè. Sì, a Trapani c'è stata una sottovalutazione, è molto grave che il direttore generale in 2 interrogazioni alla Camera e presso l'audizione al Presidente della Regione abbia sottovalutato le dimensioni del fenomeno, però evidentemente a Palermo nel corso del 2024 non hanno preso consapevolezza di questa entità. Perché qui noi stiamo parlando singoli casi di malasanità in Sicilia. Non mancano, di certo non ci mancano. Ma di queste dimensioni mai. Allora la interrompo perché dobbiamo fermarci per una brevissima pausa di pubblicità. Torniamo per continuare a parlare dello scandalo dei referti alla Spedi Trapani. Ed eccoci di nuovo in studio a parlare dello scandalo dei ritardi nei referti all'ASP di Trapani. Tra le cause, fra le tante cause di questa mole di ritardi, c'è anche la carenza dei medici, solo 3 in servizio su 9. Allora, Tommaso Maccardino, segretario UIL di Trapani, bisogna dire, ricostruendo un po' le varie fasi, così come staranno facendo anche gli ispettori del Ministero arrivati oggi, che vari bandi sono stati fatti nel corso degli anni, ma spesso o sono andati deserti o i pochi medici che si sono presentati e sono stati assunti dopo qualche mese si sono dimessi sparendo nel nulla, cioè probabilmente finendo nel settore privato, non neppure nel settore pubblico. Questo è un tema. È un tema che come UIL abbiamo affrontato e continuiamo a affrontare in maniera assidua. Vedete, ci stanno privatizzando di fatto senza che ce ne accorgiamo. Io parlo della provincia di Trapani, dove un qualsiasi paziente che chiede di essere visitato gli dicono che deve aspettare 6 mesi, 1 anno per essere visitato. Oppure l'indomani mattina va nel privato, paga e si fa la visita. Cosa sta succedendo? Che nel pubblico i lavoratori della sanità a tutti i livelli, dai medici alle infermieri eccetera eccetera, in mancanza di un contratto di lavoro degno di questo nome, che non viene aumentato da anni, è chiaro che vanno nel privato per poter guadagnare di più. Ecco perché c'è l'esodo. La sanità privata deve essere di completamento a quella pubblica, non essere da esodo da quella pubblica a quella privata. Questo è il vero dramma. Quindi ci sono giustamente anche, penso per esempio ai giovani che si laureano e puntualmente se ne vanno fuori perché fuori hanno un'opportunità non soltanto economica ma anche professionale. Perché vedete, un altro tema, mi consenta di dirlo, nel 2025 non è più possibile che i medici, un giovane che studia medicina e lo fa per 6 anni, poi lo farà per tutta la vita, si laurea, è magari un buon medico, un ottimo medico, un genio, ecco, chiamiamolo così, però poi si deve sottostare a quella politica della lottizzazione per poter avere un posto di primario, di dirigente, eccetera, eccetera. Per fare carriera, I giovani hanno smesso di essere consenzienti a questo tipo di politica. Se ne vanno, preferiscono andarsene.
preferiscono andarsene, sapete perché? Perché più di noi hanno capito che cosa significa essere liberi. Questo è il tema. Allora bisogna, al di là di come finisce questa storia, questo lo diranno, come dicevo prima, gli ispettori della politica, eccetera eccetera, qua bisogna, quello che è importante, lo diceva l'onorevole Mulè, è pensare a queste 160 persone, ma soprattutto a pensare a come si riorganizza tutto, perché vedete, e mi taccio, l'onorevole dice che nei soli mesi di gennaio e febbraio in provincia di Trapani ci sono 1800 richieste di esami istologici. Ci vogliamo riflettere un attimo perché ci sono 1800 richieste di diagnosi istologica nei soli mesi di gennaio e febbraio 2025? Vogliamo pensare per esempio che questa provincia di Trapani è una provincia interessata a scorie radioattive? Vogliamo pensare per esempio che il governo nazionale tenta di portare a Calatrifime Segesta scorie radioattive che possono generare numeri ancora più alti? Allora qua bisogna ripensare, ecco perché dicevo, ringrazio l'onorevole Mulè per quello che ha fatto e soprattutto la signora Gallo che ha tutta la mia, che ha sollevato il caso, certo, e solidarietà. Ecco che cosa deve fare la politica, deve pensare a quelli che sono i bisogni delle persone, perché qua quando finisce una campagna elettorale si pensa solo a armare plotoni di esecuzione per uccidere a questo o quell'altro, dimenticando quelli che sono i bisogni delle persone. Quindi bisogna rinvenguare gli organici, implementare i corsi di laurea. E questo è il problema, però, appunto, che poi non si presentano i candidati ai concorsi, ma è stato chiarissimo il tema. Nino Oddo, diceva Mulè, non basta che un manager mandi una PEC, si doveva incatenare. Chiedo a voi, dal vostro lato di pazienti, cosa avete fatto per sollecitare questi referti, queste risposte? Ma è evidente che io sono fra coloro che ho cercato di alzare il livello dell'attenzione pubblica su questo tema. Devo dire addirittura che c'è anche un certo tipo di clima, sono state raccolte firme a sostegno all'interno della sanità giapponese, in cui sostanzialmente non si vede l'ora che si giri pagina e si vada avanti senza che sia successo niente di grave. Quindi addirittura da parte di vasti settori degli apparati pubblici, anche della sanità, continua a esserci un clima di dire vabbè, questa è una cosa fastidiosa che riguarda queste persone, andiamo avanti. Tutto sommato si è risolta. Questo è molto grave. Io credo che invece sì, concordo evidentemente con gli altri interlocutori che manca il personale, ma in 15 giorni, da quando l'assessorato ha commissariato l'ASP di Trapani, di fatto hanno risolto tutto, hanno fatto 3.000 esami. Quindi vuol dire che è evidente che se dall'ASP di Trapani fosse arrivato un segnale forte a Palermo e non c'è stato, il problema poteva essere risolto in 15 giorni. Perché diciamo che la regione con i suoi poteri ha potuto spalmare, perché ha potuto spalmare un attimo, ha potuto spalmare i referti su tutte le ASP in maniera autoritaria, mentre l'ASP di Trapani doveva fare delle convenzioni con le varie ASP, immettendosi nella burocrazia che a volte invece ha creato degli ostacoli. Le chiedo, lei si ferma qui, visto che comunque lei non è tra quel 5%, il suo risultato è per fortuna negativo, si ferma qui o andrà avanti con azioni legali? Perché si parla che tra quei 160 si vocifera per ora di una class action. Io evidentemente non sono per una via legale, sono per soluzioni politiche e per risolvere i problemi. Le risulta però la class action, le risulta? Sì, è evidente che il problema però noi non sapremo forse mai, o forse per qualche anno, quale sarà il bilancio di morti del più grosso scandalo sanitario, perché evidentemente c'è stato questo ritardo. Quanti moriranno sulla base di questo ritardo lo sapremo soltanto negli anni. D'accordo, quindi è difficile quantificabile sul momento. Sì, allora siamo in chiusura, voglio dare una ultima battuta a Tommaso Macaddino e poi torniamo da lei, ma molto brevemente. Macaddino, in chiusura. Ci aspettiamo una seria presa di posizione da parte della politica, per esempio anche una forte presa di posizione dei sindaci di questa provincia.
che proprio nel loro ruolo di tutori della salute pubblica dovrebbero anche loro intervenire presso l'ASP per, come dire, mettere i pugni sul tavolo affinché non soltanto queste cose non accadano più, ma soprattutto si riscriva una nuova pagina di buona sanità che guardino alle persone e ai loro bisogni. Vedete, veramente ho finito. In questo caso l'onorevole Mulè ha ascoltato i bisogni di una persona ed è successo questo, che tutta la politica ascolti i bisogni delle persone, e sono tanti, perché ricordate che viviamo in una regione dove ci sono dighe non collaudate, dove ci sono strade dissestate, dove ci sono una miriade di problemi ed emergenze, e questa è stata devastante perché si tratta di vite umane, ma occorre che la politica ritorni ad ascoltare le persone, i loro problemi e risolverli. Grazie. Ninoddo, una riflessione su questo elemento che voglio mettere, cioè che c'è una raccolta di firme, una petizione, credo siamo arrivati a 1000 firme in difesa del vertice dell'ASP Croce. Un commento. Ma il commento è quello che dicevo poco fa. Una parte perbenista della nostra società è perché alla fine, fino a quando il problema non ce l'ho io, ma ce l'ha il vicino di casa, alla fine a me quasi mi disturba. Questa è una visione miope, ristretta. Ora, qua nessuno cerca un capro espiatorio o una testa da battere, ma è evidente che questa storia non può finire a tale luce e vino. È evidente che ci sono state delle sottovalutazioni del problema e ci sono stati dei ritardi ed è evidente che a fronte di una situazione di questa gravità qualcuno deve assumersi le responsabilità. La politica deve imparare in Sicilia che non è scandaloso la ripartizione fra le forze politiche, ma bisogna mettere gente qualificata nei posti importanti, a cui noi affidiamo la salute della gente. Bisogna mettere gente qualificata, non semplicemente valutando sulla base della tessera di partito. Oggi, in queste ore, vedo che il vero problema di questa vicenda è che le tessere di partito di qualche dirigente allora è intoccabile a secondo la tessera di partito che ha. Questo è la sanità, come sappiamo, fa gola a molti politici, sono osservatori di voti. Allora siamo in chiusura, devo davvero chiudere. Ringrazio Tommaso Maccadino, segretario della UIL di Trapani, e Ninoddo, vice segretario nazionale del Partito Socialista. Siamo tutti in attesa di conoscere l'esito dell'ispezione degli ispettori ministeriali. Nel frattempo, grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.